Se fosse stato nemiccolo, Porzi l'avria trovato. Sto malora de padrone sarà nato per lo tormento mio. Importuno incontro, costumi avveduto. E stupiezza vasta sono, che sta facendo là pustato? Mi guarda attentamente. Ma tenamente sotto occhio, ahimè, la cerettonna de nonno di giustizia travestuto. Se fosse ammaturato quello che mi ha scritto che è nato, ma... Potessi partire. Se vado attorno e poi mi torna a tenimento. Vorrà fare lo sisca alle compagne che staranno a nascosto per correre ad acciarrarmi. Ah, che lo tremmoliccio già si sta facendo una partita a 3-7 rindalle ginocchia. Amico, addio. Ah, non t'accostà. Casi no t'accuso di indebita carcerazione, sa? Io sono un galantuomo. Galantuomo con sta faccia. Non può essere. Ma perché ti spaventi? Lo perché lo sa io e lo sai Porzi tu, che mi stai facendo lo sasco. Ah, fatta da rasso che con una capozzata ti rompo l'arco dell'obietto, sa? Chi credi tu che io sia? Uno di quelli che vanno a caccia. Sì, non arresti. Un cacciatore sono io. Visi non l'ha già incarrato. Cacciatore mio lo sponnato. Comico ci pierde la fatica, che io non ti posso pava manca la cattura. Ti sbagli. Io sono un signore di queste vicinanze, molto portato alla caccia. Osserva, questo è il carico per la polvere, questo è il sacchetto da pallini. Vuoi prova maggiore? E porto tutta sta roba per girare all'auciello. Non basta scritto a facciatoio. Ti sei sincerato? Come ti chiami? Sir Reynald Shukris. Sir Rinaldo Sciurisso, uscia, se ne vada, carin dallo boschetto di Milordo, non può sparare che la scoppettatoia, sa? Io lo ignorava. Non mancano altri luoghi a passare il mio divertimento. Addio. Non dovuto a rete, sa che chiama gente. Stavolta ha pigliato una vopa postorione. Non già bastano chi le maccarone per mi fa passare la paura. Dove è Colelle Lustro lei? Perché il destino non mi presenta solo lì? Teccate, l'urso è asciutto dalla tana. Son io o non son io? L'urso tiene la faccia più umana dello solito. Che novità! Vada con barica che cometa, o sa da scetà che tempesta de cielo e de mare. Salvini? Bonifacio. Avete visto Milord? Sì, e mi ha parlato. E poi Porziete ha parlato con esso? Sì? Da uomo già, non da animale feroce. Cioè? Vasito cusuto la bocca. Anzi, mi son spiegato. Egli mi ha capito abbastanza. Maronna, è camminato ancora con le piedi vostre. E Milord non fa mannato ancora rinda un carrucciolo a farvi curare le braccia e le gambe rotte. Tu deliri. Ma essa ha saputo che le voleva la purpetta dalla bocca. Mi pare. Cavo bene lì. Lo spero. E ha detto di sì. Chissà. Te la darà per mogliera. Forse. E essa resta a munno a nespolo. Forse. E parlamene senza chiume e senza compasso. Queste parole spezzate mi stuzzica l'appetito e mi fai restare morte fame. Senti a me. Lontano non è lo sviluppo. Sì, però... Taci. Attendi. E vedrai. Che vedrai, che state dicendo? Ma che decide, siete pazza?